Amo la Sicilia, il mio paese in modo particolare, e quindi per hobby decoro delle coffe e cerco di valorizzare al mio meglio l'artigianato siciliano e del mio paese soprattutto. In questa coffa si può vedere un ricamo appunto filza. Nel paese le persone che lo sanno fare saranno 2 o 3 al massimo, perché ormai è una tradizione che sta scomparendo. Quindi per il Natale 2023 mi piaceva decorare le coffe, che possono essere anche usate come elemento di decoro, di arredo, con questo fiore stilizzato in punto filza. Poi ce ne sono altre, alcune sono ricamate all'uncinetto, ricamate con degli strass, quasi tante all'uncinetto, e poi ne ho altre con dei dipinti. Alcune sono impreziosite con dei tessuti preziosi. Questa è una ruota tipica del carretto siciliano, non è completa, la sto completando in fase di ultimazione, perché la devo ricoprire qua anche al centro con delle mattonelle grenni. L'artigianato siciliano, il turista, colui che osserva e vede questi oggetti, cosa dice? Devo essere sincera, questi oggetti piacciono ai turisti, quei pochi che ci sono piacciono, perché tanti li prendono, li portano anche fuori dall'Italia, perché sono degli oggetti unici, particolari, personalizzati, insomma, non ci sono mai 2 pezzi uguali. Qui vediamo tante coffe, ma da cosa si inizia per realizzarne una? Allora, praticamente io fra poco, se ci riesco, farò anche la coffa. Attualmente la compro, questa è in palmanana siciliana, intrecciata a mano. E poi si decora come si vuole, dipende dal gusto, dall'estro, dal momento, insomma, dalla tematica che si vuole portare avanti. Io ad esempio in autunno ho fatto quasi tutto all'uncinetto, ho portato avanti il lavoro all'uncinetto, questo l'ho fatto io. Di tanti colori, sul rosso, sul rosa, sul viola, sull'arancione, più grandi, più piccoli, con i manici lunghi, insomma mi sono sbizzarrita con questi fiori un po' particolari, anche con grappoli d'uva, ho fatto un po' di queste cose. Ora per Natale invece volevo fare questo fiore stilizzato un po' natalizio, un po' di velluto, un po' di pellicetta, no, però non ho avuto il tempo. Di solito faccio anche uso dei pizzi, qualcosa che ricordi il periodo spagnolo qua in Sicilia, lo sfarzo e la ricchezza che c'è stato in quel periodo, nel periodo del 1600, del barocco, insomma, faccio un po' a tema. Alcune le faccio più semplici, dipende dal momento, dall'esso appunto che ho in quel momento. Come e quando nasce questa passione? Allora, è nata circa nel 2016, perché una mia figlioccia desiderava una coffa che praticamente costava troppo. Allora ho pensato di comprare tutti i pezzi, metterli assieme, visto che da bambina andavo a ricamare dalle suore. Mia mamma un po' mi ha insegnato a fare dell'uncinetto e cose varie. E allora mi sono messa, pensavo di non riuscirci, ma poi l'ho fatta e l'ho foderata anche all'interno. Era simile a questa, simile perché 2 pezzi uguali non ci saranno mai. Perché anche le coffe grezze non sono 2 uguali, non esistono, e quindi era simile a queste, le ho regalate, lei è rimasta contenta, e poi gli hanno fatto quella verde a mia figlia, questa l'ho fatta per me e poi l'ho fatta ad altre amiche, insomma, e ora ne ho più di 50. E qui ne vediamo una grande, ci avviciniamo, la prendiamo e chiudiamo il video salutando gli amici di Bella Sicilia con quest'altro capolavoro dell'artigianato siciliano. Oh no. Questa è... Quanto tempo occorre all'incirca per creare dipende, un una giorno. coffa del genere? Un giorno? Ma anche di meno, dipende da quante ore e con quale ritmo, perché se tu hai la voglia di fare, ti concentri, la fai subito. Se non hai voglia, meglio lasciare perdere. Comunque questo qui, e poi ha questi piccoli strassetti, tutti cuciti a mano, appunto perché non uso le colle, mi ricordo appunto di quando ricamavo. Queste qua sono tutte cucite a mano, tutte. Poi all'interno probabilmente la fodera, anche se alcune persone non la vogliono foderata, alcune non vogliono neppure i manici foderati, perché d'estate è bello toccare, avere l'effetto proprio di questo materiale naturale che non fa sudare le mani. E poi la coffa è un prolungamento, secondo me, della tua persona, la devi sentire, e deve essere adeguata anche al tuo personaggio, al tuo modo di essere. E anche dall'occasione dove vai, se vai
a farti una passeggiata, ti prendi un qualcosina di più piccolo, se vai a un matrimonio qualcosina di più elegante, la copri completamente con delle stoffe preziose, se vai in spiaggia ti puoi portare una cosa più semplice con uno specchietto e già, anche senza foderate, e già ti serve, utile, e fai anche una bella figura, perché andando in spiaggia con una coffa del genere sei unica. L'elemento fantasia, che ruolo gioca? La fantasia e la buona volontà è un elemento fondamentale. Se non c'è fantasia, se non c'è la buona volontà soprattutto, non si fa niente, in nessun campo penso. Complimenti, è stato un Grazie, piacere grazie a averla voi. rincontrata. Sì, grazie, alla prossima. Grazie, Alla arrivederci. prossima collezione. Un grande piacere. Grazie.